Buongiorno, vorrei intervistarla. No, mi scusi, sto entrando in banca, poi il pranzo. Mi scusi, 2 parole per un'intervista? Mi spiace, sto uscendo dal negozio. Corro a preparare il pranzo. Ma è possibile? Stress per la pausa pranzo? Take it easy, bastano 15 euro. Il tuo business lunch è al Sunset. Un primo di mare e una bistecca con contorno, i dessert per i più golosi, da 15 euro con caffè e acqua inclusi. Nel piazzale San Gimigliano a Tortolì, il tuo business lunch si chiama Sunset. Sunset Cocktail Bar and Restaurant. 15 euro per staccare davvero nella tua pausa pranzo. Piazza San Gimigliano Tortolì. Infoline 331 59 54 675. Seguici sui social. Sunset Lounge Bar. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a 25 euro al mese. Per la cura quotidiana, Amy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Amy Beauty Hair. Everybody is perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Farmacia Masia, Lozzorai, da noi. Informarti viene prima. Elettrocardiogramma, integratori alimentari e tutto per la cosmesi con le linee La Roche-Posay e Dermovitamina. Per il tuo comfort senza rinunciare allo stile, calzature gelato, comode, confortevoli, riconosciute come dispositivi medici, dal plantare anatomico ed ortopediche. E con la linea Solari Lovren, tutti al mare senza scottature a partire da 9,90 euro. Farmacia Masia, via Roma, Lozzorai. E con il distributore automatico attivo 24 ore al giorno, servizio e riservatezza sono garantiti. Infoline 0782 66 94 67. Buongiorno da Federica Melis, benvenuti al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il nostro notiziario e le news dall'Ogliastra. Partiamo subito con Arbatax, la pineta di batteria splendida cornice verde nel cuore del borgo di Arbatax e habitat di pregio all'interno del parco batterie sotto attacco del micidiale Coleottero tomicus. Lo si sa da tempo, ma forse non era ancora chiara l'entità del danno. Ci sono 1000 alberi da abbattere attaccati dall'insetto che ne ha decretato la morte di almeno metà degli alberi. Si tratta di uno dei più temuti insetti forestali che ha un ruolo determinante nei fenomeni di deperimento delle pinete. Dopo un tale attacco la morte dei pini è piuttosto rapida, la chioma delle piante ingiallisce, il tronco assume una colorazione rossiccia a causa del distacco della corteccia, proprio come sta accadendo ormai da tempo ad Arbatax, e la morte della pineta spinge gli insetti a spostarsi su altri alberi ancora in buone condizioni. Il numero definitivo degli alberi da abbattere, che sarebbero 1000, è emerso dopo un recente sopralluogo del comune con gli esperti e con il personale della forestale di Tortolì. Ad aggiudicarsi la redazione del progetto, la direzione lavori per l'abbattimento della pineta, degli alberi ammalati e del contenimento fitosanitario delle conifere è stato l'agronomo Giorgio Falchi, che dovrà redare anche un piano per la conservazione del patrimonio del parco batteria, mentre una ditta specializzata si occuperà del taglio e della rimozione dei tronchi. Le operazioni partiranno dal 1° settembre. Andiamo avanti restando su Tortolì. Sono stati installati i primi semafori intelligenti. Il comune compie un passo in avanti verso una città più sicura e moderna. I nuovi semafori sono stati posizionati nelle vie Lavandaia, Foddeddu
e Garibaldi lato ponte. Questi dispositivi non solo sostituiscono le vecchie lanterne, dicono dal comune, ma offrono vantaggi significativi per la comunità. Grazie alla loro capacità di adattarsi in tempo reale al traffico, riducono i tempi di attesa, migliorano il flusso veicolare e aumentano la sicurezza stradale. Il semaforo invece in via Garibaldi lato città non è stato sostituito in previsione di una nuova viabilità pensata per migliorare la circolazione in quest'area. Questo intervento quindi per il comune non solo favorisce una mobilità più efficiente, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale, rendendo quindi Tortoni esempio di innovazione e sostenibilità, dicono dal comune. Andiamo avanti con Barisardo, un'area fitness nell'area verde della Pineta della Torre. Dopo l'apertura del primo tratto della nuova litoranea, che a breve verrà illuminata, residenti e turisti hanno la possibilità di praticare sport all'aria aperta grazie a un finanziamento ottenuto lo scorso anno dall'allora assessore allo sport Mauro Piras. Dice il suo successore Nicola Angius. Ci ha lasciato in eredità un bellissimo progetto che abbiamo avuto il piacere di portare avanti. Grazie allo straordinario lavoro degli uffici siamo riusciti a anticipare i tempi di realizzazione, inizialmente previsti per il 2025, inaugurando la palestra per dare ai cittadini la possibilità di usufruire già da questa stagione estiva. Ogni attrezzo installato riporta le indicazioni sulla corretta modalità d'uso per svolgere l'esercizio, quindi chiunque può utilizzarlo in sicurezza. Per il comune questa nuova area è un incentivo allo sport, ma anche un invito a stare all'aria aperta ed allenarsi in un contesto di grande bellezza quale è la Pineta della Torre a Barisardo. Passiamo ora alla Lanusei. Una statua in bronzo alta circa 4 metri sarà posizionata all'ingresso del paese nell'aiuola che si trova all'incrocio tra via Ospedale e via Italia, un'opera che rappresenta in maniera stilizzata il bronzetto nuragico La Libagione, che fu trovato negli anni 60 nel parco archeologico di Fontana ai Padenti, oggi noto come Seleni. Il bronzetto si trova ora nel parco, nel museo di Cagliari. Era stato appunto trovato negli anni 60 e verrà quindi raffigurato con una statua in bronzo che verrà posizionata nei prossimi giorni, ed è il dono alla comunità della Leva 1973. Rappresenta una figura femminile con una lunga veste che secondo gli archeologi farebbe pensare a una sacerdotessa, e indossa un copricapo e un collare molto alto che ricopre il collo. Fu l'archeologo Giovanni Lilliu a nominarlo la Libagione. Quindi quest'opera, che rappresenta il bronzetto nuragico, sarà all'ingresso del paese di Lanusei, un dono della comunità della Leva 1973. Adesso andiamo avanti e chiudiamo con un evento. Torna l'attesissimo appuntamento con il carnevale estivo a Cardedo venerdì 16 agosto nell'ambito delle iniziative del programma dell'estate insieme a Cardedo. Abbiamo al telefono il sindaco Giacomo Pani. Grazie per essere con noi, sindaco. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sindaco, allora torna questo appuntamento tanto atteso a Cardedo con il carnevale estivo. Ci racconta un po' di cosa si tratta, un po' il programma, a che ora si inizia? Allora sì, dopo qualche anno dovuto alle vicissitudini post-pandemiche del 2020-21, nonché dal 2019, se non ricordo male, l'ultimo evento fu realizzato in quell'anno prima della mareggiata che ci portò via effettivamente quello scorcio di lungomare, a Cardedo riprende con la prima organizzazione, quindi della nostra amministrazione negli ultimi 3 anni, il carnevale estivo. L'iniziativa è quella classica, è la presentazione di quelle che sono le maschere tradizionali sarde che si ripresentano nel lungomare, sfilando lungo tutto il chilometro della strada del lungomare, per finire poi la serata con i classici fuochi artificiali. Nell'evento del carnevale estivo, che è organizzato dalla Proloco di Cardedo con la collaborazione del comune di Cardedo, è inserita anche un'altra iniziativa che dal 2002 abbiamo messo in piedi come amministrazione, che è quella dei mercatini estivi.
tutto il percorso del carnevale saranno allocati una ventina di espositori oliastrini che sono iscritti all'associazione di categoria della Coldiretti, nonché produttori di maestri coltellai o artigiani che lavorano il sughero, a produttori di olio, di vino, di miele e quant'altro. Effettivamente la Proloco insieme ai miei collaboratori in amministrazione sono riusciti ad invitare ad avere la loro presenza. Questo è diciamo il programma della serata di venerdì sera. Benissimo, quindi E poi successivi ai fuochi artificiali ci sarà anche l'iniziativa da parte dell'associazione sportiva Cardedu Calcio con un DJ che continuerà poi i festeggiamenti con musica all'aperto e quindi la possibilità di poter stare in compagnia fino a tarda notte. Questo mi pare sia esattamente l'organizzazione messa in piedi dalla Proloco e da noi come comune. perfetto, allora quindi l'appuntamento, non ci resta che dare l'appuntamento venerdì 16 agosto dalle 20 lungomare di Museddu. L'appuntamento inizierà con l'apertura dei mercatini estivi che dalle 8 potranno saranno già in esposizione permanente, e ai turisti, ai visitatori, chi vorrà eventualmente essere presente, chiediamo che seguano tutte le informative che avranno dalla rotonda verso il mare, alla presenza dei vigili urbani e dei barracelli che saranno in ogni varco pronti a dare le dovute informazioni. Abbiamo centinaia, se non qualche migliaio di posti auto disponibili, basta soltanto seguire le indicazioni che troveranno in loco a partire dalle 17:30. Quindi chi vorrà trovare parcheggi magari vicini al lungomare dovrà avvicinarsi in quegli orari lì, perché poi dalle 19 verrà tutto chiuso al traffico veicolare e si potrà solo ed esclusivamente passare di lungomare a piedi. Benissimo. Escluso i residenti. D'accordo? Perfetto, allora tutto pronto per venerdì 16 agosto dalle 20 al lungomare di Museddu. Esattamente tutti. Grazie. E poi magari per qualche ripresa o qualche intervista. Grazie mille, grazie per essere stato con noi. A presto, Sindaco. Buona giornata, grazie a tutti. Ecco, abbiamo sentito il programma di questo evento che si terrà venerdì 16 agosto a Cardedu e noi con questo appuntamento chiudiamo il notiziario di oggi. Vi diamo appuntamento a domani, è Ferragosto, quindi non ci saremo. Vi diamo appuntamento a venerdì 17 agosto con il nostro notiziario. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.